Ringraziamo la banda di Madrisio ed ora iniziamo con il professor Angelo Floramo, storico e consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana, che terrà la Lectio Magistralis su giustizia e legalità. Buonasera a tutti e spero scuserete il mio imbarazzo in questa veste assolutamente inconsueta, perché cercare di in qualche maniera offrire i miei pellami rispetto alle pellicce che ci avrebbe offerto il professor Davigo è improbo, è abbastanza arduo. Quando ieri sera Paolo mi ha chiesto di essere qui, ho comunque accettato con piacere, perché prendetela in questo modo: ogni cittadino dovrebbe avere in tasca un quadernetto di appunti,
che siamo tenuti ad essere cittadini responsabili. E ognuno chiamato a riflettere su argomenti come questi dovrebbe essersi fatto un'idea e dovrebbe anche essere in grado di comunicarla agli altri, tutti noi. Quindi il mio posto qui è il posto di ciascuno di voi questa sera. Ognuno può riflettere con gli strumenti che ha a sua disposizione. Io lo farò da storico e da filologo, ripescando un po' delle argomentazioni che, aspettando il festival, abbiamo discusso alla IOPI assieme al dottor Romano Vecchiet in un bel incontro. Tutti devono farlo con i loro strumenti. Possono esserci gli operai, gli esercenti, i commercianti, i professori, non ha importanza. Chiedo soltanto, io starò in piedi, in modo tale da essere un poco più vicino a voi e farmi sentire un po' vicino. Utilizzo la sedia solo come possibilità di appoggiare alcune cose e vorrei partire da una considerazione filosofica. Ecco, chiaramente Davigo avrebbe dato il suo straordinario contributo da un punto di vista giuridico, io mi occupo di altre cose, quindi cerco di condividere con voi questo tipo di argomentazione, giocando proprio sul concetto, sull'antinomia così strana di giustizia da una parte e di legalità dall'altra, e sul cortocircuito che i due termini spesso riescono a far nascere tra di loro. Cortocircuito perché non sempre la giustizia e la legalità sono sovrapponibili, e la storia, la filosofia lo hanno dimostrato, ci hanno argomentato per secoli. Io comincio con una considerazione fatta da un filosofo importante, un filosofo della scienza, Dewey. Lavorò intensamente negli anni 60 alla UCLA University e si occupò del rapporto di antinomia, di difficoltà, se volete, di contrapposizione che esiste tra due bisogni essenziali che tutti noi sentiamo e che sono forti, che sono importanti. E uno è il bisogno di libertà, da una parte, e l'altro è il bisogno di sicurezza. I due elementi devono essere necessariamente bilanciati tra di loro. Quando ci troviamo in una situazione critica, come individui, come persone, ma anche come insieme di individui e di persone, noi preferiamo abdicare dalla nostra libertà per cercare di essere tenuti in una condizione di sicurezza. Lo vediamo ogni giorno, negli aeroporti. Io sono appena rientrato da una esplorazione dei campi di concentramento fascisti italiani in Croazia, e parleremo anche di questo, e i croati ora tengono un'ora il passeggero che deve oltrepassare il confine per motivi di sicurezza. La libertà viene ristretta, ma chiaramente tutti ci sentiamo molto più sicuri e più garantiti. Diventa un problema quando noi abdichiamo dalla nostra volontà di essere liberi, dalla nostra tensione ad essere liberi, perché preferiamo nei momenti di crisi personale o di crisi della società, preferiamo essere protetti. Quante volte, abdicando dalla libertà, noi abbiamo devoluto a delle leggi straordinariamente restrittive e normative questo spirito che invece ci deve contraddistinguere, lo spirito del libero pensiero. Le dittature più insinuose, più insidiose, più nefaste del XX secolo, i fascisti del XX secolo, i fascismi del XX secolo, di qualunque colore, hanno adottato questo tipo di strana e straordinaria realtà, hanno ingabbiato di sicurezza ciò che invece avrebbe dovuto essere principio di libertà. E questa era la prima considerazione. Seconda considerazione di tipo linguistico, etimologico, una riflessione sul concetto di legge e di liceità. Il concetto di legge deriva da lex in latino, e lex deriva da leggere, da legare, da tenere insieme, da vincolare. Vincere, verbo latino, significa stringere, rinchiudere. La legge ha questo elemento fondamentale di ingabbiare in un sistema di regole che ovviamente sta alla base del patto sociale. Senza le regole, senza la lex,
sarebbe impossibile riuscire in qualche maniera a condividere la quotidianità dell'esistenza. Però la legge è sempre cogente e non è detto che la legge sia necessariamente lecita. Ciò che lega nel mondo romano è rappresentato dal fascino littorio, che accompagnava l'esercizio, il potere dei consoli nel momento in cui con l'ascia, legata appunto dalla lex e dal legame, eseguiva e combinava le condanne capitali. Quindi ha un valore sicuramente fortissimo e cogente, ma talvolta scivola in un elemento di ambiguità che può essere molto forte. Molto diverso invece è il senso di liceità, quindi proprio il senso del lecito, licitus. Licitus deriva invece da licere, che ha un significato antichissimo nelle lingue proto-indoeuropee, deriva da una radice semantica interessante, un liku, che sta proprio a significare l'essere in grado di accettare. Bellissimo e straordinario. La liceità non è un elemento vincolante come la legge, non è un elemento che sta al di sopra dell'uomo come la legge, ma nasce da un imperativo che invece è interiore. È l'uomo che accetta la capacità della legge o il vincolo che gli viene dato, per rinunciare a qualcosa in modo tale da poter condividere tutto il resto con gli altri. Accettare significa fare proprio, quindi autoconvincersi che il comportamento adottato è l'unico possibile perché la convivenza sia una convivenza civile. Dante, che quasi ha presagito tutto nella sua indagine straordinaria, non solo letteraria ma storica, filosofica, antropologica e culturale, nel quinto canto dell'Inferno, parlando di Semiramis la lussuriosa, lo ricorderete, ci dice «Elle Semiramis che fe», la cosa è straordinaria perché gioca con il termine libito, no? Libito felicito in sua legge, e usa tutti i termini che adesso stiamo mettendo sul piatto. La legge trasforma ciò che è licito in ciò che è libito, cambia semplicemente una consonante, cioè il piacere, l'interesse personale, la libido, la voglia di esageratamente sottolineare ciò che è nostra sola soddisfazione, del singolo, dell'individuo, malgrado o a discapito di tutti gli altri. Questo è il libito. Ovviamente non è licito e non è neanche legge. Licere ha un elemento straordinariamente connesso con lykos. Lykos è il lupo nel mondo antico, da cui deriva anche il concetto di liceo, il luogo nel quale gli esseri umani, imparando ad accettare ciò che è lecito, imparando ad essere capaci di interiorizzare il concetto di legge, trasformano la loro naturale ferinità di lupi in uno status superiore di umanità, fondano la loro humanitas, non sono più lupi ma diventano uomini secondo il principio già enucleato da Plauto e poi ovviamente ripreso, come ben sappiamo, da Hobbes e Rousseau, che su questi concetti avevano impostato buona parte del loro argomentare e della loro filosofia. Il problema qual è quindi? Il problema sostanziale è quello di riuscire, utilizzo un concetto un poco ostico, un poco complesso ma straordinariamente intrigante, è quello di riuscire a trasformare la morale, il nostro codice di comportamento, da un codice che sia eteronomo ad un codice che sia autonomo. Il sistema eteronomo è quello per cui noi obbediamo ciecamente ad un ordine che ci viene dato soltanto per il fatto che gli attribuiamo liceità. Questo. Mentre invece autonomo significa che noi agiamo perché ci rendiamo conto che quel sistema all'interno del quale noi operiamo è profondamente giusto. E questo è il nodo fondamentale di tutta l'argomentazione di questa nostra chiacchierata. Iustum. Nell'evoluzione del termine la I diventa G, diventa gutturale. Iustum diventa anche gustum, ha la stessa origine antica, interessante.
ciò che è giusto è anche gustoso. Gustoso nel senso che è buono. La giustizia ha un sapore di bontà. E qui vedete che l'elemento etico diventa anche elemento morale, fondamentale, importantissimo nella nostra cognizione di quella che deve essere la legge. Nelle lingue anglosassone lo ius deriva proprio il suo termine in juice, in succo, e questo io lo trovo meraviglioso, lo trovo straordinario. È come se il succo, che è la giustizia, fosse ciò che può essere distillato e spremuto dalla scorza più rigida, che è quella della lex. Nel momento in cui rimane soltanto la scorza rigida della lex e quindi della legge, non c'è la possibilità di distillare nessun senso di bontà, non c'è il buono, non c'è il bonum, e quindi non c'è nemmeno il iustum, il succo che ne deriva. Riuscire a ottemperare le due cose è difficilissimo, ma come punto di partenza prevede la consapevolezza che seguire il precetto della legge non è normativo, ma è profondamente etico e profondamente morale. E adesso vi propongo una rapida, veramente rapida carrellata di personaggi e di situazioni che si sono trovati di fronte ad una sfida del genere, o ad una dicotomia del genere, o se volete ad un cortocircuito, come dicevamo. Chiaramente, guardo Carbonetto, se ne è discusso tanto anche da questo palco, in un momento in cui si era convinti di difendere una liceità a prescindere da un concetto di legalità, una liceità più profonda, più antica, fondante. E comincerei ovviamente da Sofocle e da Atene, la madre di ogni riflessione che ha a che vedere con l'uomo e con la sua interpretazione dei rapporti con gli altri, nel fondamento straordinario che è la democrazia. E penso in maniera particolare, tra tutte le grandi tragedie che Sofocle ha esaminato e ha affrontato, all'Antigone, che tutti ben conosciamo. Debutta l'Antigone nel 442 a.C. ad Atene, ed è un po' la conseguenza dell'esperienza straordinaria di Edipo, l'uomo che si trova di fronte agli enigmi, che è chiamato con la sua persona a risolvere da solo quello che la vicenda umana gli impone di affrontare. Edipo, lo sappiamo, si congiunge con Giocasta, che è sua madre, senza sapere che è sua madre, e da questo incontro incestuoso, che è stato in qualche maniera pronunciato dal fatum, già un termine che ha a che vedere con la legge ancestrale. Fatum è ciò che viene pronunciato, for faris, fatum è ciò che viene detto, è la sentenza, no? Sostanzialmente la sentenza inappellabile. Inappellabile perché proviene da un ordine universale delle cose. Il fato prevede che il buon protagonista, Edipo, sia la causa della morte di entrambi i suoi genitori e si trovi ad essere, questo è quanto gli è stato vaticinato all'origine della sua straziante avventura, si trovi ad essere padre e fratello dei propri figli. Dall'incontro di Edipo con Giocasta, dall'unione incestuosa di Edipo con Giocasta, nascono diversi figli. Una è Antigone, la protagonista della tragedia, e poi ci sono i due fratelli che Dante stesso cita, Eteocle e Polinice, e poi Ismene, di cui ovviamente non ci occupiamo. Che cosa accade? Accade che Eteocle diventa re della città di Tebe. Attenzione al concetto del rex, ancora sull'etimologia. Rex è colui che regge, regit, e quindi è nella sua persona l'incarnazione stessa della legge. Non ci può essere re senza legge. Il re è colui che diventa il garante della legge tra gli dei e gli uomini, tra il fas, che è il diritto divino, e lo ius, come abbiamo detto, che è il diritto esercitato dalla legalità. Polinice gli si contrappone in questo. Ritiene che ci sia una profonda ingiustizia sul fatto che il fratello sia diventato re di Tebe e viene bandito dalla città. Reagisce in maniera violenta, in maniera improba, contraria
al decoro degli uomini e alla volontà degli dei e muove guerra a Eteocle, tanto che i due, scontrandosi, rimangono vittima di questa profonda ingiustizia che colpisce gli esseri umani e che è la guerra e che è sempre, vuole sottolineare il nostro tragediografo, è sempre fratricida. È una metafora importante questa dei due fratelli che si combattono e rimangono vittima di questa straziante verità. Prende il potere in Tebe Creonte, ne diventa tiranno e quindi deve imporre la legge. Che cosa prevederà la legge? Chiaramente che colui che ha incarnato la figura di re e quindi la legalità possa essere sepolto. Il bandito, qualunque sia stata la motivazione della sua scelta e del suo umano agire, invece debba rimanere insepolto. Per l'antropologia del mondo greco è gravissima la non sepoltura. Significa l'impossibilità di accedere alla trasmigrazione delle anime. Finito il magnum saeculum, compiuto il ciclo di tutti gli eventi, la tua anima non ritornerà di nuovo a calpestare le vie del mondo e quindi sarai condannato ad una sorta di damnatio memoriae, non sarai mai esistito, tutti si dimenticheranno di te. Chiaramente spicca una condanna a morte per chiunque tocchi il cadavere dell'insepolto, non è possibile dargli sepoltura. Chi si contrappone a questo è ovviamente Antigone, è la sorella. Di fronte ad una legge, che è una legge crudele magari, sì, ma è sempre legge, profondamente normativa, che non accetta nessuna forma di dialogo, Antigone pone davanti un senso di giustizia più profondo. Antigone alla lex preferisce lo ius, il sup, il bonum, justum atque bonum, ed è convinta che entrambe queste posizioni traggano linfa e vitalità dal principio ancora più arcaico e primordiale, che è quello del fas, cioè la legge degli dei, che contravviene in questo caso alla legge degli uomini. Perché? Perché la legge degli uomini è impietosa, cioè impedisce di esercitare la pietas, direbbero i latini, e cioè nel momento in cui perdiamo di vista la sacralità dell'essere umano, non c'è ordinamento di legge che possa valere. La legge è sbagliata e costi quel che costi, noi dobbiamo erigerci contro quel sistema di leggi. Questa è la tesi di Sofocle, per cui una profonda divergenza, una profonda contrapposizione tra legalità e giustizia. E tutto viene demandato alla scelta, alla maturità, alla capacità e al coraggio, bellissimo, di una donna. Attenzione, una donna, lo si diceva nelle nostre peregrinazioni assieme a Carbonetto, ricordatevi quello che diceva Erodoto e quello che dicevano i greci delle donne. Il più grande dono che gli dei, che Zeus possano fare ad un essere vivente è quello di farlo umano. E il più grande dono che possono fare ad un umano è quello di farlo ateniese. E il più grande dono che possono fare ad un ateniese è quello di averlo creato maschio. Di fronte a questa acclarata evidenza, la nostra Antigone, donna, si fa vibrante portatrice di un diapason universale fortissimo che dice: questa legge è inaccettabile, questa legge non può essere ammissibile, e quindi getta terra, sabbia, dice in verità Sofocle, sul cadavere del fratello, andando incontro chiaramente ad un destino piuttosto crudele, come ben sappiamo. Diversa è l'impostazione invece che ci dà Socrate. Socrate, raccontato nel Creonte da Platone, invece decide che la legge, proprio in quanto legge, anche se avvertita come ingiusta, come malsana e come inaccettabile, debba essere ottemperata, costi quel che costi, proprio perché è la legge.
399 a.C., in questa alba algida e spenta nel carcere, per quanto Critone e gli amici di Socrate, gli allievi di Socrate, lo spingano a non bere la cicuta, Socrate la beve fino in fondo, perché altrimenti la gioventù ateniese ne avrebbe danno. Abituarsi ad obbedire alla legge significa stabilire una volta per tutte che il disordine dato dalla mancanza di legge, anche quando la legge è giusta, è infinitamente più grave di qualunque altro malanimo e malanno che gli dei possono far cadere sull'uomo. Non è pensabile una città senza le leggi. E se io, che sono maestro, e sono stato condannato tra l'altro come pervertitore della gioventù, per sfuggire ad una legge giusta, ad una legge ingiusta, evito di ottemperarla, io do un esempio che è un esempio nefasto e che quindi non va seguito. E beve la cicuta, chiaramente. Ci troviamo in una situazione che è proprio antitetica rispetto a quella prevista da Sofocle. Rimaniamo sempre nell'ambito del mondo antico, ma arriviamo nel mondo romano. I romani avevano chiara la consapevolezza del concetto che la legge è legge e si deve rispettare per quanto dura. Dura lex sed lex. E in questo caso io ricorro a Tito Livio, a Burbe Condita, la grande storia di Roma dalle origini fino ai tempi in cui Tito Livio scrive, e Livio ci racconta tra i tanti exempla, è una storia esemplaristica di Roma, quella che Livio ci narra. Tra i tanti esempi io focalizzo l'attenzione su quello riferito a Tito Manlio Torquato, detto l'Imperioso. La storia è sconvolgente e Livio la racconta per stare a significare quanto Roma sia profondamente identificabile con la sua legge e come senza legge Roma non sia niente, per quanto la legge sia atroce. La storia è ambientata in un piccolo villaggio della Gallia, ci sono delle operazioni militari che tendono ad assimilare la Gallia a Roma. Il comandante della guarnigione militare ha a servizio presso i suoi uomini il figlio che più ama. È un giovane legionario romano e dimostra in ogni sua azione che è talmente tanto bravo che un giorno diventerà pari a suo padre. E il padre prova un orgoglio straordinario nei confronti di questo figlio, oltre ad un affetto che lo commuove. Spicca un ordine, emana un ordine imperioso che non può essere assolutamente trascurabile perché la situazione è una situazione pericolosa. I locali cercano in qualche maniera di stimolare i soldati, di provocarli, per farli scendere a rissa e per avere opportunità e occasione di muovere guerra. E questo non deve assolutamente accadere. Guai a chi raccoglie le provocazioni dei locali. Pena la morte, tanto è ferrea questa legge e questo comandamento. Una notte di fronte al castrum, di fronte all'accampamento, fa da sentinella il figlio del comandante della guarnigione, assieme ad un veterano che ha combattuto molte battaglie assieme al generale, assieme al dux, lo conosce molto bene. Ebbene, durante questa notte alcuni galli cominciano a provocare i due che stanno a guardia dell'accampamento. Osano sbeffeggiare l'Aquilifero, il simbolo stesso di Roma. E il figlio del dux non ci vede più, sguaina la spada, scende a duello e uccide l'antagonista. Quando il padre lo viene a sapere, lo convoca davanti a sé e con il cuore rotto dalla desolazione applica severamente la legge. Chiede al legionario di accompagnarlo al di fuori dell'accampamento, al veterano di accompagnarlo al di fuori dell'accampamento e di giustiziarlo seduta stante. Una volta usciti fuori dall'accampamento, il veterano dice: ma non è possibile, dai, ho combattuto così tante battaglie assieme a tuo padre, io non posso ottemperare a questo ordine, anzi gli farò un favore andando a perorare la tua causa, tornano indietro. E il comandante
guardando negli occhi il legionario, gli dice: anche tu sei venuto meno alla legge, e chi viene meno all'ordine spiccato da un console viene condannato a morte. E quindi entrambi vengono uccisi, evidentemente poi da un boia o da un carnefice molto ligio e molto più attento nell'applicare la lex. Ma è giustizia? Certo! Livio, che ovviamente fa parte della grande tradizione della prosopopea, della storia romana, fa una considerazione di questo tipo: immaginate che cosa sarebbe accaduto se il console non avesse condannato a morte suo figlio. Gli altri soldati avrebbero potuto dire: ecco, fosse successo a me, io sarei stato giustiziato, ma visto che è accaduto al figlio del console, la legge, si diceva prima, non è uguale per tutti. È una reazione che può essere forte, può lacerare la nostra anima, ma da che parte ci poniamo? Qualcuno un po' più tardi dirà: non è la legge ad essere fatta per l'uomo? Forse? O non è forse l'uomo ad essere fatto per la legge? Cos'è più importante, la legge o l'uomo? Quest'uomo, che diceva tali parole, venne poi crocifisso per un atto di legge. Una legge, l'applicazione di una legge era ovviamente Cristo, no? nella sua reinterpretazione di un codice morale che va al di là di qualunque altra legge possibile ed immaginabile. Facciamo un salto di secoli e arriviamo a Shakespeare e all'Amleto. C'è un passaggio meraviglioso dell'Amleto in cui il giovane principe di Danimarca si trova sconsolato, vestito di panni neri, a cercare la cenere di suo padre nella polvere, e non riesce a capacitarsi del fatto che la madre si sia risposata in così poco tempo, 2 mesi soltanto, no? E poi sposata con chi? Con uno che rispetto al padre è l'immagine di un sileno, mentre il padre aveva in sé talmente tante virtù che sembrava che ogni dio ci avesse messo la mano, ed è il fratello del padre. La storia la conosciamo ed è inutile approfondirla ulteriormente. Amleto è sconsolato, non riesce a trovare pace, e la madre che cosa gli dice per cercare in qualche modo di ricondurlo a più miti consigli? La regina gli dice: ma mio buon Amleto, togliti quel colore notturno e guarda il re danese con occhio amico. Non cercare sempre a ciglia basse il tuo nobile padre nella polvere. Lo sai, è legge comune per tutti coloro che vivono. Chi vive deve morire. È legge comune. Perché sembra che tu sia così triste e così avvilito? Guarda con occhi benevoli la vita. È legge comune. E Amleto, di fronte alla legge che è più comune, più universale di tutti, di tutte, e che è la legge della vita, dice: no madre, io non conosco il sembra, io sono affranto, io sono triste. E riscopre, anzi, con Sofocle, il valore fondante dell'io. L'io, che è capace di autoconoscenza e di autocoscienza, si deve imporre anche contro una legge che è talmente tanto comune da essere definita legge universale, legge di natura. Cos'è più importante, la natura o l'io che pensa? Sono dibattiti attualissimi. Il fine vita. Sono tematiche che Shakespeare affronta nel 1600 e sono tematiche che oggi vengono disputate. È più importante l'io, la dignità dell'io o la legge di natura? Sono elementi di un peso e di un'importanza incredibili. Sorvolo, cito velocemente, ma non posso non farlo in questo tipo di considerazione, Kant. Quale filosofo è stato più straordinariamente poetico nella definizione di legge di Kant? 2 cose riempiono l'animo di ammirazione e di venerazione sempre nuova e crescente: quanto più spesso e accuratamente la riflessione si occupa di esse. Famosissima, quasi da vergognarsi a citarla: il cielo stellato sopra di me
e la legge morale dentro di me. Queste due cose io non ho bisogno di cercarle e semplicemente supporle come se fossero avvolte nell'oscurità o fossero nel trascendente fuori dal mio orizzonte. Sono parole bellissime. Io le vedo davanti a me, il cielo stellato e la legge morale, le vedo davanti a me e le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza. Nel momento in cui l'ineluttabilità e la bellezza di un firmamento che risplende sopra di noi si rispecchia nel riverbero della legge morale che è autocoscienza e autoconoscenza, l'individuo è finalmente libero di agire, non contrariamente alla legge, ma anche opponendosi alla legge degli uomini, qualora questa legge offuschi il cielo stellato e l'abisso della profondità dell'individuo che non la può accettare, perché quella legge è inaccettabile. E arriviamo ai momenti più interessanti, forse più appassionanti della nostra considerazione, perché ovviamente si giunge alle considerazioni legate al Terzo Reich, ai fascismi, dicevamo, del XX secolo, a questa terribile distopia che ha caratterizzato gli anni del secolo breve, come cerchiamo di spiegare ai nostri studenti. E mi viene fatto di pensare, ovviamente non solo al Terzo Reich, ovviamente, no? È chiaro, anche al sistema ordinato di leggi del governo italiano nell'epoca, e mi viene fatto di pensare alle leggi razziali del 1938, che erano leggi ed erano leggi accettatissime, di fronte alle quali ben pochi ebbero il coraggio di contemplare il cielo stellato e la legge morale, perché quando molti intellettuali furono mandati al confino, molti insegnanti abbandonarono le cattedre, obtorto collo, molti ragazzini se ne andarono via dai banchi di scuola, in tanti si girarono dall'altra parte. Con quale scusa? Che la legge è legge e la si deve obbedire. La legge, la colpa è della legge, non è mai mia la colpa. Ma è quando la legge viola quel patto sacro e antico ed è quello del rispetto dell'essere umano, punto di domanda grandissimo. Durante una considerazione di questo tipo, alla IOPI di Udine, un intelligente e noto avvocato di Udine disse: sì, è vero, però la legge comunque in sé, come dice Socrate, contempla la sua sacralità. E se questa legge è una legge che è inaccettabile dal punto di vista umano, è stata proposta da un Parlamento che è un Parlamento sovrano, Gran Consiglio, comunque diventa una legge che è operativa. Non tutti per fortuna accettarono queste leggi, ci arriviamo subito, ovviamente. Hannah Arendt definì la grande massa grigia che non prende mai posizione né da una parte né dall'altra, come il triste risultato di questa incapacità di far dialogare tra di loro la giustizia e la legalità. Le leggi del Terzo Reich erano perfettamente legali, ma erano ingiuste. Le leggi fascistissime varate in Italia erano profondamente legali, ma erano orribilmente ingiuste e quindi inaccettabili. Hannah Arendt, allieva, lo ricordiamo, di Martin Heidegger, l'uomo straordinario che scrisse quel trattato meraviglioso che si chiama Essere e Tempo e che stimò fino alla fine la sua allieva ebrea come un altro personaggio importantissimo che scrisse un'opera che ha pure un titolo molto, molto bello: L'amore, attenzione alle parole, l'amore oltre la giustizia. L'amore oltre la giustizia. Si aggiunge un tassello che è ancora più pregnante: l'amore che muove tutto e che è più forte della giustizia. È tilesum.
muore in campo di concentramento. La giustizia è un valore umano iscritto nella coscienza. C'è già, socraticamente è già nel nostro codice umano. Se siamo esseri umani non possiamo fare a meno di riconoscere che c'è una giustizia, un senso di giustizia profondo che è dentro di noi e che spesso confligge con la legalità, con quello che le leggi interpretano come legalità. È iscritto nella coscienza, ma trascende l'uomo, cioè va oltre il nostro orizzonte umano e proprio per questo non è addomesticabile. Possiamo ogni minuto far finta che questo codice sia per noi illeggibile, ma è un pretesto ed è una scusa. Non è addomesticabile e non è manipolabile. E al tempo stesso la giustizia, sembra che sia stato scritto per questi giorni qui, la giustizia è un sistema, una mediazione che è necessaria al vivere sociale, è un compromesso per il vivere sociale, ma può essere errata o limitata se perde di vista il proprio carattere etico. La giustizia è legge, ma supera la legge. Se mancano i cittadini amanti e praticanti della virtù della giustizia, le leggi che essi produrranno non potranno che essere leggi ingiuste. E tanto più ingiuste, e questo fa rabbrividire, quanto più democratica è la forma di governo. Tanto più è democratica la forma di governo, tanto più le leggi nate da questo assopimento della coscienza critica che è dentro di noi saranno orribili ed ingiuste, perché saranno un doppio tradimento, perché dal tiranno io mi aspetto la legge che possa essere crudele e disumana, ma non da un sistema democratico. Eppure quanti sistemi democratici adottano delle leggi che sono inaccettabili? Perché non si grida con empito, con forza, contro la civilissima Svizzera che sterilizza le donne rom? Le sterilizza come fossimo nel pieno del Terzo Reich. In verità non li chiamano rom gli svizzeri, no? Li chiamano Zigeiners, un poco come chiamavano anche noi quando lavoravamo da loro e non potevamo entrare in determinati locali, no? Assieme ai cani. È una legge di un paese civilissimo, talmente tanto civile che lo usiamo come banca universale, perché dà la rispettabilità. Nelle banche svizzere c'erano i conti degli ebrei e dei gerarchi tedeschi e del Vaticano, tutti. Non c'è nessun problema, pecunia non olet. Eppure sterilizzano le donne rom perché i rom danno fastidio, perché sono tendenzialmente ladri. Non le uccidono, non le mandano nelle camere a gas, semplicemente le portano in maniera coatta in ospedale, fanno una bella anestesia, tutto perfetto, pagato dallo Stato. Ma è una legge abominevole. Ancora una volta la considerazione tra legalità e giustizia è fortissima e profondamente discrasica. Non basta. 22 anni fa, Srebrenica. Questo è un tema che mi perdonerete se tocco, ma mi è da sempre profondamente caro e mi crea sempre dei profondi momenti di malinconia. A Srebrenica, 22 anni fa, ho anche avuto modo di scambiare delle idee con un ufficiale che c'è stato, un ufficiale dei caschi blu che c'è stato. Sapete che cosa è accaduto? In poche notti più di 8.700 civili sono stati barbaramente uccisi. Ragazzi dai 16 anni fino ad arrivare a uomini adulti di 65. In quei paesi sono rimaste soltanto le donne. I caschi blu dell'ONU erano olandesi, non hanno agito. E sapete perché? Mi è stato spiegato dall'ufficiale come giustificazione. Non hanno agito perché non era previsto dall'ingaggio. Avrebbero commesso un'azione illegale. Un'azione illegale a prendere i fucili e a difendere quelle persone indifese. E a me viene tanto da pensare a quello che è successo
nel 1944 in via Rasella a Roma, quando 33 SS, Waffen SS della Posen Divisione Bolzano, sono state fatte saltare in aria da un comando partigiano. E per la Convenzione di Ginevra 330 ostaggi civili sono stati portati alle fosse ardeatine. No, non 330, 335. Se fossero stati 330, nessuno avrebbe considerato quest'atto un atto di barbarie. Se Kappler avesse semplicemente deciso di applicare la Convenzione di Ginevra, è legge. L'avevano sottoscritta tutti. Quelle 330 vittime innocenti di fronte a chi trova la legge morale dentro di sé, sfolgorante tanto quanto il cielo stellato sopra di sé, sarebbero state sacrificabili. È la legge. 5 in più sei un criminale di guerra, per 5 in più. È spaventoso. E allora volgiamo già ormai quasi alla conclusione, ho soltanto due considerazioni ancora da fare prima di concludere con Don Milani, che mi sembra opportuno citare. Come spiegheremo fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, 70 anni l'abominio dei CIE e dei CARA, centri di identificazione ed espulsione, che sono dei piccoli legali campi di concentramento? Mi avete chiesto di fare una considerazione mia e personale, dove le persone vengono trattenute contro la loro volontà e dove succedono delle cose di questo tipo, raccontato da Don Pierluigi Di Piazza. Una persona che non ha la cittadinanza italiana e che perde il posto di lavoro e che quindi non può garantire il proprio mantenimento sul suolo italiano, non importa se la moglie è italiana e se i figli sono italiani, lui ha mantenuto la cittadinanza del suo paese, viene rinchiuso in uno di questi centri, è lì da mesi e non può vedere né la moglie né i figli, e ha cominciato dopo un po' a compiere degli atti di autolesionismo, ha tentato il suicidio più volte, ma non lo difende nessuno. E allora è vero che sulle porte di Auschwitz c'era scritto mai più, ma come lo spiegheremo ai nostri figli un piccolo incidente di questo tipo? È un incidente ammissibile? O è vero quello che diceva Seneca, anche le sofferenze di un solo schiavo implicano la negazione del potere di Roma? Roma non vale quanto la sofferenza di uno schiavo. La legge vale quanto una ingiustizia, anche una sola, commessa comunque in base ad un principio che è un principio che la legge sancisce. Don Milani, prima abbiamo sentito suonare il Piave mormorava, e poi dovrete spiegarci chi difende più la patria e l'onore della patria, quelli che obiettarono o quelli che obbedendo resero odiosa la nostra patria a tutto il mondo civile. Ma basta con i discorsi altisonanti e generici, ma scendiamo nel pratico. Diteci esattamente che cosa avete insegnato ai soldati. L'obbedienza a ogni costo? 1916, gli alpini di Cercivento, fucilati, perché erano nati lì, sapevano che attaccare di giorno significava morire. C'è stata una decimazione e loro sono stati fucilati. E la legge, sapete che cosa ha risposto? La legge cosa ha risposto davanti alla domanda di riabilitazione? La domanda di riabilitazione è valida soltanto se è firmata dal diretto interessato. Giustizia e legalità. Che cosa avete insegnato ai nostri soldati? L'obbedienza ad ogni costo? Ma e se l'ordine era il bombardamento dei civili? Io ho solo obbedito a degli ordini, Norimberga. E un'azione di rappresaglia su un villaggio inerme? Io ho solo obbedito agli ordini, processo di Norimberga. Sapete qual è il problema dell'Italia? Il problema della storia dell'Italia è che l'Italia non ha mai avuto il suo processo di Norimberga.
Ho esordito dicendo che sono tornato da poco da una perlustrazione dei campi di concentramento fascisti italiani in Croazia. C'è un paesino a 50 km da Trieste, si chiama Lipa. Assieme ad altri 3 paesi in Europa è un paesino che ha visto decimata l'intera popolazione, li hanno ammazzati tutti. C'erano italiani e c'erano tedeschi. Ad un padre hanno chiesto: chi vuoi che impicchiamo prima, te o tua figlia? La domanda gli è stata posta da un bravo padre di famiglia, era italiano. E il padre ha risposto: impiccate prima lei, perché così almeno guardando me saprà che muore con qualcuno che la ama mentre la guarda. Fa rabbrividire, è la legge morale dentro di sé, no? Ma noi abbiamo soltanto obbedito a degli ordini. Un'azione di rappresaglia su un villaggio inerme, l'esecuzione sommaria dei partigiani, l'uso delle armi atomiche, stanno tornando, no? Queste considerazioni. Ci sono sommergibili nucleari che si spostano, prove balistiche, la chimica, la tortura, Regeni. Ma non solo Regeni, perché tutti noi scriviamo giustizia per Regeni, ma e perché il governo italiano non produce ancora una legge contro la tortura? Legge contro la tortura. Non c'è soltanto una discrasia tra giustizia e legalità, molto spesso c'è una legalità che è profondamente ingiusta perché i silenzi sono più gravi degli errori. È meglio una legge sbagliata piuttosto che una legge che si evita per prendersi la responsabilità della dignità umana, ed è grave che l'Italia oggi non abbia una legge. E Don Milani queste cose le scriveva negli anni 60. L'esecuzione degli ostaggi, ne sentiamo ogni giorno, i processi sommari per semplici sospetti, le decimazioni, scegliere a sorte quale soldato della patria, fucilarlo per incutere terrore agli altri soldati della patria, una guerra di evidenti aggressioni, l'ordine di un ufficiale ribelle al popolo sovrano, le rappresaglie. Eppure queste cose e molte altre sono il pane quotidiano della guerra. E allora Bava Beccaris, lo ricorda, nel 1898 riceve dal re una medaglia perché disperde una folla di rivoltosi, erano poveracci che chiedevano la minestra a Milano. Ha preso la medaglia. E allora, dice Don Milani, e con questo io chiudo, c'è un modo solo per uscire da questo macabro gioco di parole: avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, sovranità della legge. Loro sono sovrani, per cui l'obbedienza, frase tanto bella quanto cielo stellato sopra di me e legge morale dentro di me, l'obbedienza, dice Don Milani, ormai non è più una virtù, ma è la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene fare scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto. Se noi usiamo la legge come paravento per nascondere la nostra iniquità, anche quando la legge, pur giusta, ma fa commettere delle cose ingiuste, allora stiamo commettendo un crimine gravissimo, cioè stiamo abdicando dal fatto di essere umani. A questo punto l'umanità potrà dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico, altrimenti sarà destinata nuovamente a cadere.